8 dicembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Buongiorno da Luca Ciliberti. Oggi vedremo nel negozio solidale di Emergency a Catania i regali che sostengono le cure e poi gli ultimi preparativi del premio Impresa e Donna e quindi un libro che ci aiuterà al tempo dell'intelligenza artificiale a utilizzarla per educare i ragazzi, i nostri figli. Come notizie intanto la Procura di Catania che ha aperto un'inchiesta al momento senza indagati per l'esalazione di monossido di carbonio ieri durante una gara di pallavolo che si è disputata a Zafferana Etnea. Ci sono 8 giovani, comprese 6 atlete del Milazzo, della squadra di Milazzo, che sono finite in camera iperbarica all'ospedale Cannizzaro. È stato sequestrato l'impianto di riscaldamento. Sentiamo Tonino De Mana. Ore 18:40, Maria Laura Panetta si accascia al suolo e perde conoscenza. Il suo malore pone fine alla gara tra ASD Zafferana e Milazzo Volley e probabilmente salva tutti da conseguenze peggiori, anche dalla morte. È il monossido di carbonio a mandare in ospedale 15 persone, per 8 delle quali è stato necessario l'utilizzo della camera iperbarica presso il Cannizzaro di Catania. Accertamenti, cure ed ossigenoterapia, poi le dimissioni, ma il rischio è stato davvero elevato. Il monossido di carbonio è un gas inodore, incolore e insapore che può essere letale, pertanto la prevenzione deve essere principio fondamentale per evitare che ciò si verifichi. Ad intossicare atlete, arbitro e spettatori è stato, come detto, il monossido di carbonio, colpa probabilmente del cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento che qualcuno avrebbe messo in funzione azionando l'interruttore da questo pannello. In quel momento la squadra ospite, il Milazzo, era nella porzione di campo più vicina al bocchettone. In mattinata, nuovo sopralluogo dei vigili del fuoco che hanno chiesto informazioni al sindaco di Zafferana Russo, ancora sconvolto per l'accaduto. Certo c'è qualcosa che non ha funzionato, è stato sollevato l'interruttore dell'impianto di reazione e da questo è nato il problema. È un impianto che comunque era nuovo. Sì, l'impianto è nuovo, da pochi mesi aveva ottenuto l'autorizzazione necessaria da parte della Federazione Pallavolo per lo svolgimento della partita. Non le manda a dire Nico Caragliano, dirigente del Volley Milazzo. È successo e non doveva e non deve più succedere una cosa del genere assolutamente. Siamo arrabbiati, siamo incazzati, l'amarezza resta ancora di più in quanto non abbiamo ricevuto una chiamata ad oggi di solidarietà della squadra locale e nemmeno da qualche componente dell'amministrazione comunale. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali ascolteremo le parole di Maria Laura, la ragazza che ha perso conoscenza durante la partita ma che ora, grazie al cielo, sta molto meglio. Luca, come riferiscono i giornali? Una notizia ovviamente che riportano tutti i giornali regionali e noi leggiamo da qualcuno come hanno spiegato questa tragedia. Questa è la Sicilia, pallavoliste intossicate da monossido, il riscaldamento azionato per sbaglio, quindi qui c'è tutto il racconto di questa vicenda che poteva diventare davvero una tragedia. Sono tutte fuori pericolo le atlete ma anche gli accompagnatori, i tifosi che erano in quel momento all'interno del palazzetto. Paura durante la partita, sotto sequestro l'impianto non collaudato. Per 8 di loro, l'abbiamo sentito anche dal servizio, è stato necessario il ricorso alla camera iperbarica, mentre altre sono state sottoposte all'ossigenoterapia, quindi in qualche modo è stata presa anche in tempo questo errore, se di errore umano si può parlare, perché adesso vuole vederci chiara anche la Procura di Catania. Che cosa succede? La conferma, questo lo leggiamo dalla Sicilia, arriva proprio dalle pagine del giornale. La Procura apre un'inchiesta e questo era pacifico, senza indagati per lesioni colpose. C'è anche da capire, quindi è stato confermato anche dal procuratore Francesco Curcio che la Procura adesso vuole vederci chiaro, ma c'è anche da capire se le pallavoliste o la società sporgeranno denuncia. Bisogna aspettare la relazione dei vigili del fuoco. Abbiamo visto
ovviamente la rabbia di atleti, insomma dirigenti, però se l'impianto non è omologato e quindi non si deve azionare, non sarebbe stato utile mettere un cartello di avvertimento, quindi qua si prende, come dire, si scaricano le responsabilità anche su chi gestisce questo impianto, in questo caso il comune di Zafferana e Tenea. Quindi questo è il racconto, diciamo, della vicenda. Lo stesso racconto lo vediamo dalle pagine della Gazzetta del Sud. Perché? Perché l'altra squadra è il Milazzo, quindi insomma squadra messinese. Noi abbiamo visto lo sfogo del dirigente del Milazzo, però poi diciamo ieri in serata l'assessore allo sport del comune di Milazzo ha voluto insomma stemperare i toni. Leggiamo alla fine dell'articolo che c'è oggi sulla Gazzetta del Sud: atlete della Milazzo, volley intossicate sul campo della Zafferana, tragedia sfiorata. Questi sono i titoli. Diciamo alla fine dell'articolo l'assessore allo sport, che si chiama Antonio Nicosia, ha espresso vicinanza a tutte le atlete, solidarietà e vicinanza alle nostre atlete, confortati dalle notizie sul loro stato di salute. Allo stesso tempo però attendiamo un chiarimento dall'amministrazione ospitante, cioè, quindi diciamo questo si è tutt'altro che sopito, diciamo, la polemica. Lo vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Adesso la doppia tragedia di Corleone. Si è scusata per il drammatico gesto, non aveva più le forze per continuare a vivere. Lucia, la donna che ha ucciso prima la figlia disabile e subito dopo si è tolta la vita, e ha lasciato scritto le sue ultime parole, che sono state ritrovate dai carabinieri. Domani ci saranno i funerali a Corleone. Marco Gullà. Sono stanca, ho paura, amore mio ci manchi troppo. È uno degli appunti che Lucia Pecoraro aveva in casa e che sono stati trovati dai carabinieri. Corleone sconvolta dalla tragedia che ieri ha segnato il paese in provincia di Palermo. La madre che uccide la figlia disabile, che poi si suicida, ha strangolato Giuseppina, deciso anche per lei, poi è salita al piano di sopra e si è impiccata. La tragedia della disperazione, entrambe erano rimaste sole da pochi mesi dopo la morte del marito. Eccoli in questa foto mentre festeggiavano un evento, uniti. La donna anziana non avrebbe retto, dicono molte delle persone che la conoscevano, e come emergerebbe anche da alcune lettere ritrovate in casa con riflessioni sulla vita che conduceva al peso di dover gestire la figlia, soprattutto dopo la morte del marito. La figlia aveva anche smesso di camminare. L'ultima cosa che sono riusciti a fare insieme è stato un viaggio parrocchiale a Pompei. Al ritorno le sue condizioni di salute si sono aggravate e forse anche per questo Lucia è crollata. In un altro appunto, ritrovato dalle forze dell'ordine, la donna si scusava per il gesto che stava compiendo. Chiedo scusa a tutti, soprattutto a te, amore mio. Ecco, su questa terribile tragedia cosa dicono oggi i quotidiani, Luca? Ritornano ovviamente su questa tragedia, riprendendo appunto, come abbiamo sentito dal servizio, le parole di questa lettera d'addio. Ecco qua, questa è la Gazzetta del Sud, diciamo nell'articolo all'interno delle pagine: non reggo più, perdono. Vedete, queste le parole disperate nella lettera d'addio di questa madre che prima uccide la figlia autistica e poi la fa finita. Si apre anche un altro fronte, che è quello del sostegno a queste famiglie che insomma sono costrette a vivere quotidianamente ovviamente queste tragedie in casa. Rosi Pennino, che è l'assessore del comune di Palermo, dice: noi genitori, ed è anche madre di una figlia autistica ed è anche una moglie tra virgolette eccellente, perché la ex moglie del deputato ex senatore Davide Faraone, e dice: noi genitori sappiamo vivere ogni giorno nell'incertezza del futuro. Quindi qui si apre tutta una questione di emergenza sociale. Qui le foto, vedete l'attacco della lettera: scusatemi, non ce la faccio più, chiedo perdono a tutti, non so come fare a tirare avanti. Queste sono le parole scritte appunto da questa donna, Lucia Pecoraro, 78 anni, anche qui vede, probabilmente anche per l'età, quello che stava succedendo. La stessa notizia viene ripresa anche dalla Sicilia e la vediamo in questa pagina qua, ancora una volta. Chiedo perdono a tutti, la lettera prima del dramma, le stesse, insomma, le stesse parole che si rincorrono. Chi conosceva diciamo questa donna diceva che lei era sempre preoccupata, no? La preoccupazione per il futuro era sempre lì, cioè cosa succederà dopo di me a questa figlia che tengo, diciamo, che assisto solo io. Adoravano quella figlia, si sono dedicati a lei completamente, ma dicevano spesso: cosa ne
sarebbe stato di lei ed era il loro cruccio. Sempre eccolo qua, cerchiamo sul giornale sulla Sicilia in pagina, nella pagina di Palermo, che poi durante la rassegna stampa proseguiremo a leggere, in basso c'è appunto questa notizia, eccola qua: dopo la tragedia di Corleone, cioè si cerca di guardare davvero cosa c'è dietro questa tragedia, le famiglie caregiver, cioè chi assiste, chi ha un figlio disabile che ha bisogno di assistenza, grida di dolore, dice: avete visto, adesso ascoltateci, perché anche noi abbiamo bisogno dello Stato, in questo caso del comune, che ci aiuti. Vicende terribili che veramente sollevano problemi molto molto seri. Passiamo adesso al maltempo nel Mesinese. Ci sono stati allagamenti e disagi nella parte tirrenica dell'isola e della provincia di Messina. C'è stato un nubifragio che si è abbattuto in particolare a Sant'Agata di Militello. Ci racconta Francesco Triolo. Forti piogge ed allagamenti. È stata una domenica difficile per la provincia tirrenica messinese, dove si è abbattuto un violento temporale. La situazione più critica si è verificata a Sant'Agata di Militello, dove le piogge incessanti che sono cadute sin dall'alba e fino al primo pomeriggio hanno provocato allagamenti, con un fiume di fango e detriti che ha invaso le strade del centro e delle aree limitrofe, a esondare il torrente Carruba, provocando allagamenti scantinati e piani bassi. Paura tra i residenti della zona, anche perché cantine e garage si sono allagati. Il quadro più critico si è registrato nel cuore del centro abitato, nella zona al di sotto di via Medici, tra via Cairoli e via Campidoglio, dove c'è stata una vera e propria invasione di fango per le strade e dove gli operatori comunali e le squadre di emergenza sono stati costretti ad intervenire con urgenza per eseguire operazioni di espurgo e rimuovere il fango che si era accumulato lungo le vie. Sul posto sono intervenuti anche la squadra NOIS e la protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia locale. Sempre a causa del maltempo, una frana ha invaso la strada statale 113 tra Acquedolci e Sant'Agata Militello. Una situazione difficile si è registrata anche a Militello Rosmarino. Davvero impressionanti queste immagini. Come riferiscono i quotidiani, Luca? Qui faccio vedere il sito Sicilia Web, a questo punto, che ha un'apertura su questa notizia. Pioggia torrenziale, eccolo qua, lo vedete in apertura, un fiume di fango invade il paese. Entriamo dentro l'articolo, eccolo qua, per vedere e leggere non solo la notizia, ma le foto fanno davvero impressione, così come le immagini che abbiamo mostrato. Il temporale si è abbattuto sul litorale tirrenico del Messinese, Sant'Agata di Militello, le piogge più forti, davvero, guardate qua, insomma, quello che è successo in pochi minuti, il fango che ha invaso le strade e i paesi. Tiriamoci su un po' con lo sport. In Serie B colpaccio del Palermo sul campo dell'Empoli, toscani battuti per 3-1, in evidenza è il bomber Poyampalo, autore di una doppietta. Vediamo. Questa volta il Palermo risponde presente e traccia la strada della continuità. Rosanero che espugnano Empoli con il risultato di 3-1, vittoria netta e convincente che mette il turbo al Palermo. Un successo importante, fondamentale, che la formazione di Inzaghi ha strameritato, subendo l'Empoli solo nella prima parte del secondo tempo. Ancora una volta un Joel Poyampalo decisivo con 2 reti al suo attivo che, unite a quella d'apertura di Leduaron, sigillano un risultato che consente a Rosanero di tornare alla vittoria in trasferta e soprattutto fare un bel balzo in avanti in classifica. Inzaghi tiene ancora in panchina Brunori, sulla tre quarti ci sono Palumba e Leduaron alle spalle di Poyampalo. Il gol arriva dopo soli 7 minuti. Palumbo vede in verticale Leduaron che di sinistro in diagonale mette in rete. 0-1. Il Palermo tiene al guinzaglio l'Empoli dell'ex Dionisi, così dopo pochi minuti arriva il raddoppio, angolo di Ranocchia, Ceccaroni spizza di testa e Poyampalo dal nulla arriva e indirizza in porta la palla del 2-0. Il Palermo gioca con audacia e sicurezza, però non riesce a sferrare il colpo decisivo. Nella ripresa l'Empoli accelera, Joronen fa un grande salvataggio sulla botta sicura di Moruzzi, parata prodigiosa. Inzaghi cambia Vasic e Gomez per Leduaron e Segre. L'Empoli torna in gara con il gol di Pellegri. Fantasmi che aleggiano sui siciliani. Pellegri è ancora pericoloso 2 volte. I titoli di coda però li lancia il solito Poyampalo in area di rigore, killeristic da posizione ravvicinata non sbaglia. 1-3 e 3 punti d'oro per il Palermo. Siamo molto contenti, sapevamo che era una partita difficile, c'era da soffrire, l'abbiamo fatto, abbiamo creato tanto e
ci prendiamo questa vittoria e siamo molto contenti. 7 punti in 3 partite, il Palermo può iniziare a sperare di poter riagganciare il treno della promozione diretta. Adesso a te Luca, per celebrare questo successone del Palermo. Successone del Palermo che si rilancia in chiave promozione, ovviamente come sempre la prima pagina del Giornale Sicilia del lunedì celebra in questo caso la vittoria del Palermo, ma eccolo qua, la foto è di Super Poia. Chi è Poia? Poyampalo, il bomber che segna altri 2 gol. Il Palermo vince ad Empoli, poi in rete le 2 e la doppietta, come abbiamo visto, del finlandese. 1-3, decisive le parate di Joronen. Andiamo a vedere dentro questa notizia che riguarda il Palermo, la vediamo anche dalla Sicilia, eccolo qua, poi Ampalo irrefrenabile, Joronen torna a segnare, il Palermo sbanca Empoli, avvio travolgente contro l'ex tecnico Rosa Dionisi. Questa era una partita nella partita, perché il tecnico che allena l'Empoli era l'ex allenatore del Palermo, molto contestato anche in città. Quindi insomma una doppia vittoria, se si può dire. Il match si sblocca subito, i rosanero allontanano i pericoli di rimonta firmando il tris nel finale con il finlandese, ma oggi ci sarà un Monday night, anzi un Monday, diciamo intera giornata per la Serie B, perché giocheranno tutte le altre partite fino alle 19:30, insomma l'ultima partita, il derby ligure Entella contro Spezia. Questa è la classifica al momento, che vede il Monza in prima posizione, ma il Palermo è lì, si rilancia con 26 punti a 4 punti dalla meta, quindi insomma una vittoria che diciamo in qualche modo è importante. Proseguiamo con il calcio, perché poi facciamo le altre notizie della rassegna stampa. Mentre ci siamo andiamo con il calcio. Il Catania invece ieri che cosa ha fatto? Ha giocato venerdì, quindi comodo in poltrona, si è guardato le altre partite, sperando che diciamo, le avversarie mollassero un pochettino. Invece non è stato così, perché il Palermo vince, tutte a sbirciare le concorrenti, dice il giornale. Qui siamo sulla Sicilia, Salernitana bloccata sul pari dal Trapani, i Sanniti invece passano a Cava dei Tirreni nel finale dopo aver rischiato persino di perdere il match. Quindi questo è diciamo, il racconto del Catania, che nel frattempo con la Sicilia mette in pagina le foto del successo di venerdì, le foto del pubblico, gli abbracci tra i calciatori. Però scorrendo le pagine andiamo a vedere questa classifica che sembra interessante. Intanto il Trapani ha pareggiato con la Salernitana, che è una diretta concorrente del Catania, quindi la Salernitana frena e la vetta si allontana. Ma qual è questa vetta? Eccola qua, questa è la classifica. Quindi il Catania in testa alla classifica del campionato di Serie C nel suo girone. Il Benevento, che ha vinto, rimane a 2 punti, la Salernitana invece, che ha pareggiato contro il Trapani, rimane a 5 punti. Che fanno le altre siciliane? Il Trapani naviga a metà classifica a 22 punti, il Siracusa insomma è a un punto di distanza all'ultima posizione, però diciamo questa posizione è incoraggiante perché per settimana è stato ultimo in classifica, quindi insomma c'è luce in fondo al tunnel, direbbe qualcuno. Proseguiamo invece, lasciamo il calcio, lasciamo lo sport, andiamo a vedere le altre notizie, quindi apriamo le prime pagine dei giornali. Eccolo qua, questa è la Sicilia, senza tregua è l'apertura ovviamente dedicata diciamo, a tutto quello che sta succedendo sul fronte Ucraina-Russia, con diciamo, la diplomazia degli Stati Uniti, gli attacchi anche verbali all'Europa, quindi il Cremlino senza tregua, il titolo è proprio questo, il Cremlino e Washington, eccolo qua, lo sottolineiamo così, alleati contro l'Europa, mentre Mosca colpisce duro su tutta l'Ucraina. Questa notizia la approfondiremo nella seconda parte con i quotidiani nazionali. La politica regionale invece, scusate, di spalla, Ars, la lotteria dei supplenti, ecco chi spera di avere un seggio, quindi si ritorna sulla legge diciamo, che ha ottenuto il primo sì in Senato, diciamo, quella del deputato supplente che dovrebbe diciamo, modificare poi lo statuto siciliano, e quindi il titolo è come sarebbe l'Ars con la legge del deputato supplente, c'è chi entra e c'è chi esce, la simulazione insomma, tra passato e futuro. In realtà diciamo, è un mero esercizio diciamo, come dire, di conoscenza politica, però insomma ancora è abbastanza distante. Poi questa è una notizia importante.
Si sperava insomma che almeno questo ponte lungo, questo weekend lungo potesse portare tanti turisti in Sicilia. In realtà in Sicilia il ponte è flop, negli alberghi cala la presenza del 12% diciamo sul dato nazionale, quindi niente boom per il ponte dell'Immacolata. Queste sono le stime di Assoturismo. Poi le atlete intossicate, lo abbiamo visto, c'è una inchiesta aperta alla Procura di Catania, e poi la madre di Corleone, prima di suicidarsi, lascia una lettera e dice: perdonatemi per quello che ho fatto, ha ucciso la figlia. Vedete lo sport qui anche in prima pagina. Vediamo ancora le prime pagine Sicilia, di Catania e di Palermo. Cominciamo con Catania, l'apertura è dedicata al Museo Belliniano, quindi l'appello deve cambiare sede, anzi la provocazione deve cambiare sede, la corte interna di Palazzo Gravina Cruillas in piazza San Francesco d'Assisi, ovvero lo stabile che ospita il museo dedicato a Vincenzo Bellini, in quella che fu la sua casa natale, è in pessimo stato, quindi si presenta diciamo nel degrado, quindi insomma l'appello e la provocazione: spostatelo da qua e risistematelo. Poi Piazza Mazzini resterà senza i mercatini di Natale. Piazza Mazzini è stato come dire, al centro di polemiche per la sua pedonalizzazione, resterà senza mercatini di Natale. C'è un esposto di 6 associazioni che sono state escluse dalla presenza appunto in questa piazza. E poi tante notizie dalla provincia. Vediamo una di cronaca, notizie, proprio leggendo il giornale: vendeva a botti sui social, quindi l'evoluzione diciamo delle bancarelle che vendono i fuochi d'artificio, quindi vendeva a botti sui social, scatta il blitz a Picanello e viene scoperto il deposito, quindi questa è un'operazione dei carabinieri. Poi tante notizie dalla provincia. Andiamo a vedere invece il Giornale Sicilia, eccolo qua nella prima pagina, la lettera della madre: scusate, non so più come tirare avanti, la tragica resa di Lucia, in un bigliettino. È davvero drammatica in tutta la sua, nel complesso diciamo questa notizia, prima di uccidere la figlia disabile e togliersi la vita, le parole appunto di scuse nel bigliettino. Domani vertice di maggioranza, qui siamo nella politica, pressing della DC per rientrare diciamo nelle grazie del presidente Schifani. Domani ovviamente vertice di maggioranza per blindare la manovra che andrà in aula. E poi abbiamo visto le pallavoliste intossicate, ma c'è anche un'altra notizia: ieri hanno provato una banda allo Zen a scardinare un postamat, non ci sono riuscite, l'esplosione non ha dato i suoi frutti. L'ultima pagina che vediamo è quella della Gazzetta del Sud, che apre con un'apertura internazionale: Mosca, noi come Trump. Adesso la vedremo, dicevo subito dopo. Di spalla le atlete della Volley Milazzo, vedete il racconto del messinese, la Volley Milazzo, le atlete intossicate durante la partita. In realtà sono state tutte le atlete intossicate, anche quelle della Zafferana. Michele, questa è l'ultima notizia per la nostra rassegna stampa Oggi regionale. è l'8 dicembre, l'Immacolata, non dovrebbe esserci molto traffico, ce ne accertiamo subito. Tondogeni, vedete, pochissime auto in circolazione, vista anche l'ora. Bella comunque la giornata, cominciamo già a vedere. Qui siamo passati a via Vincenzo Giuffrida, sono sparute le auto in movimento, andiamo di nuovo alla circonvallazione, però in direzione Ogne, è lo stesso, come vedete, sono pochissimi mattinieri in questo 8 dicembre di festa. Adesso godiamoci l'Etna e questo splendido cielo, l'Etna che sfumacchia sul lato sinistro, come vedete, e poi ancora Taormina con qualche nube, però sempre magnifica, il mare è estremamente calmo. Direi di andare assolutamente in pausa, poi proseguiremo con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali con il nostro Luca Ciliberti. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia è il momento della rassegna stampa nazionale con il nostro Luca Ciliberti. Grazie Michele. Allora, oggi insomma i giornali raccontano ovviamente di quello che sta succedendo sul fronte Russia-Ucraina, sul fronte del conflitto, ma soprattutto sulle trattative diplomatiche che sembrano arenarsi per lo stop al conflitto. Sembra esserci un asse, almeno dalle parole, e lo cominciamo a vedere dai giornali, tra Stati Uniti e Ucraina, con l'Unione Europea
Europea che in qualche modo gioca o sta giocando un ruolo di rincalzo e sembra diciamo, riorganizzarsi insomma, per dare delle risposte anche su questo fronte. Poi Lady Macbeth, che vedremo anche diciamo, tra i giornali, questa è, diciamo, apriamo, eccola qua, la prima pagina del Corriere della Sera. Lady Macbeth ieri diciamo 11 minuti di applausi, adesso lo vedremo, spiegheremo anche il senso, no, di quest'opera, chi ha partecipato, chi non ha partecipato, perché la prima della Scala è sempre diciamo, non solo il racconto di un'opera, ma è il racconto della società dell'Italia. È no? un evento. È un evento. Quindi andiamo con ordine. Corriere della Sera. Asse Putin-Trump, questo è l'apertura. Peskov, che è il portavoce del Cremlino. Il Cremlino dice sposa la linea degli Stati Uniti. Pericolosissime insomma queste parole. Nel frattempo Giorgia Meloni sente Zelensky, quindi sente il leader ucraino. Oggi un vertice a Londra tra i volenterosi e addirittura il Corriere della Sera lo riporta tra i titoli, nell'occhiello ci sono le parole di Donald Jr., cioè il figlio di Donald Trump, che dice: mio padre potrebbe abbandonare i negoziati. E come no, parla nuora perché suocera senta, no? È questo il tema. Il piano va cambiato, addirittura butta il carico Elon Musk, che già aveva parlato addosso alle parole di Donald Trump, dice l'Unione Europea è il quarto Reich, quindi pericolosissimi insomma queste parole che spingono insomma, per la serie anche i ricchi parlano. E parlano troppo. E parlano troppo. Allora, questa è una bella notizia invece che arriva diciamo, dal fronte medio orientale. Iran a capo scoperto senza paura. Il Corriere giustamente mette questa foto di queste ragazze in prima pagina. La rivoluzione delle ragazze corre ancora alla maratona di Kish. Le ragazze iraniane, lo ricordiamo, in Iran c'è un regime che vieta diciamo, alle ragazze di mostrarsi in pubblico senza il velo. Hanno corso diciamo, senza il velo, quindi sfidando il regime. Quindi la rivoluzione corre ancora. L'immagine è folgorante, almeno per noi che avevamo distolto lo sguardo. Bellissimo questo commento sul Corriere di Barbara Stefanelli. E poi sul palco reale gli applausi a Segre, che è la senatrice Liliana Segre, anzi alla fine di Lady Macbeth, che ha incantato la Scala. Proteste e manifesti dei sindacati all'esterno del teatro, ma questo diciamo è un racconto quasi usuale. Non c'erano politici, ma c'erano molti artisti, da Achille Lauro a Mahmood, poche presenze istituzionali. Scegli Mattatore sul podio, cantanti e regia, e poi i voti del Corriere, e adesso li vedremo poi in pagina. Invece approfondiamo la notizia d'apertura, lo facciamo anche prendendo poi alcune pagine anche da altri quotidiani. Allora, che succede? Sintonia tra Stati Uniti e Russia, così Putin sfrutta il momento. Quindi Putin diciamo, era stato messo all'angolo diciamo, dalle trattative pressanti di Donald Trump, che chiedeva la tregua, dall'Europa, dai volenterosi, dal gruppo più nutrito degli Stati membri, e in qualche modo anche da qualche paese orientale, cioè la Cina, che dimostrava in qualche modo di approvare la tregua. Adesso Putin esce dall'angolo, sfrutta il momento in questo rapporto conflittuale tra Stati Uniti e Europa, e soprattutto sui temi della NATO, e sfrutta il momento e quindi va avanti e non molla, anzi bombardamenti insomma anche in Ucraina. Un unico filo, dice il Corriere della Sera, a mettere tutto insieme si può tirare un unico filo. Lo spettacolare assist della Casa Bianca, i cambiamenti apportati da Trump nella propria strategia sulla sicurezza nazionale, le critiche durissime al vecchio continente e addirittura l'evocazione del rischio di una cancellazione della civiltà sono coerenti con la nostra visione, dice il portavoce del Cremlino Peskov, tenendo a bada un'implicita soddisfazione per la piega che sta prendendo l'attuale situazione geopolitica. Questo è, diciamo, per grandi linee il racconto, la fotografia del momento. Su questo che cosa succede?
Ci sono le parole, insomma, che in qualche modo lanciano, no? Questa ideologia maga degli Stati Uniti, perché poi parte tutto da là. Mio padre, Donald Trump Jr., mio padre può lasciare i negoziati, quindi attenzione, dice adesso ve la sbrigate voi, dicono gli Stati Uniti attraverso le parole del figlio di Donald Trump. E Elon Musk parla di Quarto Reich, Straparla di Quarto Reich. addirittura ha cancellato, diciamo, tra le sue tante iniziative anti-Unione Europea, ha cancellato, gettato fuori da Twitter, da X, quello che si chiama adesso X, il social network, l'account della Commissione Europea. Quindi insomma è un'azione abbastanza forte. Eccolo qua, Quarto Reich, poi spelle, vedi, la Commissione da X, e quindi qui le vignette, diciamo, la vignetta di LK su Repubblica, in questo caso, vedete, rievoca insomma regimi di cui non vorremmo più sentire parlare. E qui la famosa foto che ha fatto gridare allo scandalo, sotto la bandiera dell'Unione Europea, la bandiera del Reich, che diciamo, in qualche modo non lascia dubbi su come e su quanto pesi, diciamo, il giudizio di Elon Musk sull'Unione Europea. Sui social diventa virale, però in risposta all'orgoglio europeista, ecco la mia bandiera, scrivono tutti, postando la bandiera dell'Unione Europea. Quindi vedete, è uno scontro anche, e diventa, e qui è il pericolo, uno scontro anche ideologico che corre pericolosamente, dicevo, sui social network, da Attali a Letta, in risposta agli attacchi intellettuali e utenti, persino postano il drappo blu a 12 stelle sulla piattaforma di Elon Musk. Quindi vedete come sta montando questa protesta. Ma l'Italia in tutto questo che fa? E cosa può fare l'Unione Europea? Se lo chiede il Corriere della Sera, la deriva Stati Uniti avversa l'Europa, spinge 27 a cercare nuove soluzioni, rapporti più stretti con i paesi vicini, patti industriali e un approccio pragmatico con Pechino. Quindi se sinistra non vuole ascoltare, cioè gli Stati Uniti, diciamo, si guarda dall'altro lato, si guarda diciamo, sul fronte dell'est, con i rapporti privilegiati con Pechino. E qui ci sono tante analisi che testimoniano, insomma, questo piano, questo nuovo asset dell'Unione Europea. In questo caso qui c'è il ministro degli esteri che parla, il ministro Tajani: sappiamo risollevarci, ora o mai più all'Unione Europea serve coraggio e l'Italia ha un grande ruolo, quindi chiama diciamo, alla responsabilità il Paese e la sua classe politica, che evidentemente in questo caso sembra, e in questo particolare momento storico, sembra sfilacciato. Il caso, diciamo, eccolo qua, questa è la prima pagina di Repubblica, meno politica più spettacolo. Va letto anche, diciamo, sotto questa luce, perché ieri non c'era Mattarella, che di solito è una presenza fissa alla prima della Scala, non c'era la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Perché? Perché è impegnata alla manifestazione, a impegni istituzionali, ma in questo momento sta andando, diciamo, si sta svolgendo la manifestazione dei Fratelli d'Italia a Roma, a Treiu, dove tutta la classe politica del centrodestra è impegnata, quindi ha preferito saltare la Scala. Quindi anche qui l'appello di Tajani, diciamo, sotto questo punto di vista, diciamo, stiamo uniti, non disperdiamoci in questo particolare momento storico. I titoli li abbiamo visti, questa è la prima di Repubblica, che titola appunto l'Europa sotto assedio. Andiamo a vedere anche La Stampa, sullo stesso tenore, diciamo, degli altri quotidiani generalisti nazionali. Asse Stati Uniti-Russia contro l'Unione Europea, è molto più schietta, diciamo, è diretta alla Stampa. E poi Scandalosamente bella, eccolo qua, Scandalosamente bella è il riferimento ovviamente all'opera shakespeariana Lady Macbeth, ma ovviamente anche a questa donna che vediamo in primo piano, che è un simbolo per tutta l'Italia contro la lotta al fascismo e al nazismo. È la senatrice Liliana Segre, che ha vissuto l'orrore dell'Olocausto. Quindi Scandalosamente bella in questo senso. Andiamo a vedere invece un po' di quotidiani politici, perché per i quotidiani politici l'allarme è un altro. L'allarme è l'espansione islamica nel nostro paese. Eccola qua, la strategia elettorale del centrosinistra, questo dicono i giornali. Il piano segreto del partito islamico: entro il 2050 i musulmani in Italia saranno più di 5 milioni.
E questo diciamo, è un dato, diciamo, viste anche le stime di crescita. Se votiamo i nostri, dicono il partito degli islamici, controlleremo la politica, dobbiamo copiare la lobby sionista. E qui ci sono, diciamo, in qualche modo, perché il giornale poi diciamo, punta il dito su alcuni eventi che sono successi, la lista presentata alle elezioni in Campania, il tentativo di rimettere insieme, diciamo, un po' di mondo musulmano alle elezioni del Veneto, quindi questo è il pericolo, diciamo, sbandierato e agitato diciamo, dal centrodestra tutto. E poi che cosa succede? I soliti Propalla, alla prima della Scala, assediano l'opera con la censura, crudele e fuori dagli schemi invece il successo di Lady Macbeth, che insomma viene riportato anche sui giornali politici. Stessa apertura, attenzione, prendiamo, eccolo qua. Eccolo qua, il tema dell'Ambrogino sul Libero, show anticarabinieri della sinistra per Rami, quindi le accuse sempre alla sinistra. E qui che cosa è successo? È stato, oggi è Sant'Ambrogio, diciamo, no? E quindi ieri era Sant'Ambrogio, quindi viene premiato l'Arma dei Carabinieri con l'Ambrogino, diciamo, che è il più grande riconoscimento della città di Milano, l'Arma dei Carabinieri, perché, diciamo, per il caso Rami, l'inseguimento eccetera. In questo inseguimento è morto questo ragazzo, dice, quindi la sinistra protesta, fischi dalla flottiglia, insulti ai centri sociali che parlano di assassini, le magliette Rami vive di Alleanza Verdi e Sinistra, la premiazione dell'Arma a Milano fa partire lo scontro. Eccolo qua, quindi questo è il racconto. Ancora vediamo invece La Verità, una legge per non indagare chi si difende dai delinquenti, questa invece è l'apertura che dedica La Verità con un'intervista al ministro e vice premier Matteo Salvini. Stop al MES, sia alla remigrazione, avanti sull'oro. E poi basta inchieste automatiche se cittadini e agenti reagiscono a furti e aggressioni, quindi si agita ancora, no, il pugno duro della Lega e di Salvini in questo caso. E poi su Kiev, armi e soldi, la corruzione fa riflettere, no, all'esercito dell'Unione Europea, vogliamo soldati nelle nostre città e non all'estero, dice Salvini. Andiamo a vedere invece il Fatto Quotidiano, che ritorna per favore. Le ultime due, anzi l'ultima, vediamo solo il Fatto Quotidiano e poi chiudiamo. Nessuno vuol governare a Kiev, Zalesky e 3 ministeri vacanti, questo è lo scandalo corruzione che ha travolto, insomma, anche l'Ucraina, che poi è uno dei temi, insomma, che non porta alla conclusione delle trattative. A te, Michele. Grazie Luca, adesso facciamo una breve pausa e subito dopo parleremo del negozio solidale di Emergency a Catania, i regali cioè che sostengono le cure. A più tardi, state con noi. Sicilia, oggi parliamo di negozio solidale di Emergency, lo facciamo con 2 ospiti, benvenute, Francesca Tudisco che è volontaria di Emergency e Antonia Chiarenza che è responsabile dei progetti di Emergency. A Catania prende forma questa iniziativa del negozio solidale di Emergency, che vuol dire? Intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Il negozio solidale di Emergency è un negozio temporaneo, normalmente da 4 anni a questa parte lo apriamo nel mese di dicembre, chiuderemo il 24 e siamo ubicati in via Vittorio Emanuele 336, nella zona della Giudecca di Sopra. Amo molto questa zona perché è il centro storico un po', diciamo, più in alto rispetto al centro storico di Piazza Duomo, per intenderci, e quindi potrebbe essere un'occasione di incontrare la città e di incontrare soprattutto il mondo, perché il negozio di Emergency è un punto di incontro, è una narrazione del mondo, di un mondo che soffre, di un mondo che cerca disperatamente, anche in zone di guerra o in zone di povertà, di avere comunque una speranza, un progetto di vita, di continuazione di vita. È per questo che voi dite che i regali sostengono le cure?
Assolutamente sì. Buongiorno a tutti e grazie ancora per l'invito. Emergency ha come finalità quella di offrire cure gratuite e di elevata qualità a tutti, perché tutti abbiamo diritto di essere curati a livello eccellente. Emergency costruisce ospedali in tutto il mondo, nei paesi di guerra, ed è presente anche in Afghanistan, dove la guerra è finita teoricamente, ma ci sono ancora conseguenze gravissime della guerra che è durata praticamente 40 anni ed è finita teoricamente 4 anni fa. Chi sono i volontari che possiamo incontrare nel negozio solidale di via Vittorio Emanuele? Noi volontari Come di Emergency, voi? noi siamo circa 2000 in tutta Italia. 2000? Sì, siamo abbastanza operativi. Ecco, state vedendo nelle immagini la nostra sede. Siamo all'angolo con via Verginelle. È un'occasione perché, come potete vedere dalle immagini, il colore sembrerebbe in controtendenza alle realtà che ci sono alle spalle, no? Invece il colore per me è la speranza di qualcosa che possa cambiare veramente in un percorso di pace, di rinnovamento, soprattutto di un percorso etico, perché Emergency è etica e quindi l'acquisto solidale in un ambiente come il nostro, negoziale, se così lo vogliamo chiamare, va al di là del semplice acquisto. Si aiutano cooperative di donne che sono in carcere, si aiutano giovani che in carcere stanno cercando di lavorare, fra virgolette, per potersi dare un futuro. Questo è un campionario di Afghanistan, per esempio, i vetri afghani, piccole cooperative che cercano di sopravvivere in un territorio veramente drammatico, di grandissima povertà, donne che ricamano, uomini che per esempio nel Laos, nel lontanissimo Laos, raccolgono famiglie intere, 13 famiglie, raccolgono ancora ordigni bellici. La guerra non finisce mai in realtà, e da questo materiale bellico ricavano degli oggetti che poi in Italia vengono sistemati, un po' rielaborati, e i proventi vengono redistribuiti a queste 13 famiglie che collaborano. Ci sono esempi veramente molto drammatici alle spalle, ma ripeto, con un obiettivo di speranza. L'utopia, come diceva Gino Strada, non è una parola vuota. Utopia per Emergency è progetto, è realizzazione. C'è molta creatività in Emergency. Una delle cose, delle esperienze che si può fare nei negozi di Emergency è addirittura questi visori di cui vuoi parlare. Sì. Che sono? Il visore è la possibilità di fare un viaggio virtuale all'interno della nostra nave, perché Emergency dal dicembre 22 ha una nave con cui facciamo ricerca e soccorso nel Mediterraneo, la Life Support. Abbiamo fatto sinora 38 missioni e salvato 3.120 persone. E la 38esima missione si è conclusa proprio qualche giorno fa, ci hanno assegnato il porto di Bari, abbiamo preso 119 persone, la nave sta scendendo un'altra volta per tornare nel Mediterraneo. Dei visori... Il visore praticamente è l'immersione nella nostra prima missione. È possibile vedere col visore come stare sulla nave, vedere le persone che sono sulla nave, vedere il momento in cui vengono issate a bordo, vedere cosa fanno sulla nave, vedere gli operatori, è proprio come stare sulla nave. E tutto questo è dentro il negozio solidale? Sì. È interessante naturalmente anche il rapporto di Emergency con gli studenti. E noi vorremmo veramente tanto che molti giovani venissero a vedere, a immergersi in questa realtà del salvataggio. Ci piacerebbe molto. Noi incontriamo tantissimi giovani perché noi andiamo nelle scuole. Emergency ha tanti canali di informazione e quindi soprattutto le scuole, dalle primarie fino alle superiori, ci impegnano molto, perché vogliamo che i giovani approccino un processo di pace, perché sono bombardati da situazioni esterne. Purtroppo in questi giorni quindi, non si fa che parlare, si parla di riarmo. Parlare di riarmo per una della mia età, per esempio, è una cosa drammatica, perché ho vissuto varie tappe di varie guerre e quindi è veramente drammatico. Mi sembra di non aver concluso nulla, no? E allora andare nelle scuole per me è fonte di vita, perché mi piace veramente molto, cioè mi interessa veramente tanto parlare con i giovani perché capiscano che cosa vuol dire ripercorrere tutta una serie di disavventure drammatiche che la guerra comporta. E vi faccio un esempio molto pratico: in Iraq si continua a morire perché ci sono ancora mine antiuomo non esplose. Quindi la guerra non finisce mai. Nessuno parla, perché naturalmente siamo concentrati. Esatto. Ma infatti, scusa Francesca, ma infatti volevo dire, quello che è veramente importante andando nelle scuole è verificare che c'è una necessità proprio di un controcanto. Cioè le informazioni che vengono date sono arrivate al punto di
fare sembrare quasi normale la guerra, di farcela accettare come fosse ovvio, e non è così invece. E le persone si devono ribellare a questo. Certo. E devono capire che ognuno di noi può fare qualcosa in qualche modo per costruire la pace. E attraverso Emergency cosa può fare? Attraverso Emergency ognuno di noi può fare il suo pezzettino. La persona che ha fondato Emergency insieme a Gino Strada, sua moglie, Teresa Sarti Strada, diceva che se ognuno di noi facesse bene il suo pezzettino, ci troveremmo improvvisamente in un mondo migliore senza neanche accorgercene. Che bello. Ed è bello veramente, noi ci crediamo in questo. Se riuscissimo a diffondere l'idea che la pace è possibile, che la pace è necessaria, che la guerra non è l'unica soluzione, perché la guerra non è un problema, cioè non è una soluzione, è un problema. Esatto. È un problema. Complica le cose, Esattamente. non risolve. Non risolve certamente. proprio. Oh, ma voi parlate anche di regali che sostengono le cure. Certo. Sì. Perché? Perché la parte non è che ci sia un obiettivo commerciale. Ecco. In realtà a noi interessa che chi viene a trovarci conosca il paese da cui provengono e le realtà lavorative che ci sono alle spalle. Tutti i proventi vengono ridistribuiti e ovviamente se per esempio io cito l'Afghanistan perché ce l'ho un po' nel cuore. Il mio primo acquisto in negozio sono stati questi orecchini afghani, Ah, sì? 4 anni Questi fa. sono afghani? Questi sono afghani, perché mi piace pensare che alle spalle ci siano delle donne che non potendo andare a lavorare all'esterno della casa, devono necessariamente lavorare in casa e quindi il processo lavorativo le rende un po' autonome. Entrare in Emergency e fare volontari è una esperienza formativa di vita. Quindi nel negozio noi portiamo la nostra esperienza formativa, ma ne assumiamo dai prodotti che vengono la loro esperienza formativa. Certo. Parte dei proventi vanno alle cure che noi applichiamo nei nostri ospedali naturalmente, ma non solo negli ospedali. Ci tengo a sottolineare che Emergency ha un programma dal 2006 che si chiama Programma Italia. A Ragusa, in tutta la fascia cosiddetta trasformata, noi abbiamo gli ambulatori mobili per esempio, perché aiutiamo i lavoratori delle Gli serre. ambulatori mobili sono dei minivan che girano nella zona delle serre per dare la possibilità ai braccianti, alle persone che lavorano appunto in campagna e che quindi fanno orari che sono incompatibili con l'ambulatorio medico, di poter avere informazioni, di poter essere indirizzati eventualmente ai servizi pubblici, tutto chiaramente in collaborazione con l'ASP, che a Vittoria peraltro ci ha dato un locale per poter avere un ambulatorio al chiuso e poter favorire, diciamo, le donne che avevano qualche difficoltà a recarsi al minivan. Ci sono molte donne rumene che lavorano per esempio nelle serre, e questo è veramente molto importante perché può portare l'informazione sul posto a chi non può andarsela a procurare da solo. Non possiamo che complimentarci per l'ennesima volta con Emergency, l'abbiamo fatto tante volte, continuiamo a farlo. Grazie a Francesca Tudisco, Grazie a voi. volontaria, Grazie. e Antonia Chiarenza, Grazie che a voi. è responsabile dei progetti di Emergency e che a Catania inaugurano questo negozio solidale in via Vittorio Venite a Emanuele. trovarci. Si apre quando? È già aperto. È già aperto. Chiudiamo il 24, Il 24. dicembre alle 18. Fino al 24. Ma siamo potete aperti continuare a ogni bussare, giorno. casomai, non c'è problema. Dalle Vi 10 apriremo. del mattino alle 8 di sera, tutti i giorni. È orario continuato. Esatto. Benissimo, tutte le informazioni sono chiare. Adesso guardiamo un momentino in su com'è il tempo, dopo parleremo con i nostri prossimi ospiti del Premio Impresa e Donna. Un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento per la giornata di lunedì. Condizioni stabili anticicloniche su tutta l'Italia, con al più qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino in pianura padana, sull'area interna del centro. Al sud avremo qualche nuvola in Puglia e anche sulla Sicilia tirrenica, però nuvolosità che ormai non darà più luogo a precipitazioni. Sul resto della regione prevarranno infatti cieli sereni o poco nuvolosi. Venti residui da nord, con mari ancora molto mossi ma in via di attenuazione. Temperature diurne ancora relativamente miti, intorno ai 15-20 gradi su gran parte dell'isola. E anche nella giornata di martedì si confermano condizioni anticicloniche, in Sicilia cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione, i venti saranno più deboli e anche il mare è generalmente poco mosso un po' ovunque. Le temperature si mantengono stazionarie, valori intorno ai 17-20 gradi su gran parte delle nostre città. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Devi sapere che i funghi Pleurotus, questi di qui, trattati con aglio, prezzemolo e un po' della loro acquetta, hanno un sapore quasi come se fossero vongole. Ah, precise per proprio. cui facciamo un falso uguali. ragù. Cioè, stavo pensando alla stessa cosa, diciamo, ora queste vongole fresche di acidezza. Dove le pescate?
Ecco, facciamo questo lavoro qua. Sono quelle dell'Argentina? No, O sì, sono esatto, quelle... guarda, si stanno schiudendo. Dobbiamo tenere l'acqua da parte, giusto? Ah, hai tolto la rete? Sì. Quelle dentro la cozza? Sono già... La cosa, come si chiama? Il muschietto? Il muschietto, che cos'è il muschietto? Metto? Io? Vai. Ecco. Metti così, magari dentro la padella. Che scappano, sono Esatto. vive. Allora, quindi... L'hai assaggiata? Andiamo avanti. Di nuovo Ma hai messo un assaggia. altro po' di sale per caso? No, l'ho lasciato come... Abbassa, la pasta devo condire. Com'è? Cari. C'è un pezzo di conchiglia di dentro. Cioè, ma è normale? È normale? A questo punto... Mi sarà venuta un po' di fame, per ora caffè e latte con qualche biscotto e qualche cornetto. Benvenuta alle nostre ospite Matilde Cifali, presidente del gruppo terziario Donna del Confcommercio di Catania, Maria Grazia Puglisi del gruppo terziario Donna Confcommercio Catania. Buongiorno. Mercoledì 10 ci sarà al Teatro Massimo Bellini di Catania la premiazione di Impresa Donna 2025 che appunto, lo dice la parola stessa, valorizza il ruolo delle donne, dell'imprenditoria femminile siciliana. Come andiamo da questo punto di vista? Andiamo più che bene, devo dire che la Sicilia è un vero fermento di donne che vogliono fare imprese e che si scommettono. Siamo arrivati alla 6ª edizione ed ogni anno per noi è un piacere scoprire delle realtà imprenditoriali davvero interessanti. E quest'anno avete scelto un tema, come dire, di grandissima attualità, lo dica lei. Sì, il tema che abbiamo scelto è quello dell'intelligenza artificiale. Oh, l'intelligenza artificiale, ne parliamo tutti i giorni, ma è sempre un po' un oggetto più o meno misterioso. Prego. Sì, assolutamente, diciamo in questo momento è anche l'oggetto di cui si parla di più in questo periodo, ma anche il modo in cui viene utilizzato, per cui abbiamo anche selezionato in funzione anche dell'uso in modo intelligente, mi lascia dire un po', no? Giusto. Esatto, di quello che oggi è il digitale, il poter, diciamo, effettivamente utilizzarlo come strumento per dare anche valore alla propria azienda. Facciamo un passo indietro, qual è la storia di questo premio? Il premio nasce proprio per valorizzare quelle donne che ancora non hanno avuto uno spazio. È un vero e proprio contest sull'imprenditoria, c'è chi lo fa sul canto e noi lo facciamo invece sull'imprenditoria, per cui le imprenditrici si sfideranno raccontando la propria storia ed una validissima giuria valuterà la sera stesso del 10 dicembre la migliore imprenditrice dell'anno. Lei non lo dice, ma praticamente lì chi ha inventato tutto questo? Assolutamente sì. Devo dire che lei è stata È l'ideatrice. proprio lei, esatto. Matilde Cifali, è vero? È stata un'intuizione, Complimenti, insomma abbiamo detto perché non fare qualcosa, facciamo un contest anche su chi si sbraccia le maniche quotidianamente, è donna e vuole fare impresa, tra l'altro nella nostra terra. Ecco, Maria Grazia Puglisi, Matilde ha accennato già a chi vanno i premi. Vogliamo un po' specificarlo meglio, cioè quelle storie di donne che sanno mettere davanti. Allora, in realtà il premio nasce, idea ovviamente dalla nostra Presidente, per dare proprio voce a quelle donne che nonostante tutto il sacrificio, perché diciamola tutta, essere donne oggi non è soltanto essere imprenditrice, ma anche c'è un lavoro a casa, c'è una resilienza proprio che inizia nel nostro, esatto, il nostro essere, per cui il premio dà voce a coloro i quali comunque oggi sono impegnate e hanno avuto degli ottimi risultati. E devo dire che grazie anche a quest'idea di Matilde oggi scopriamo tante realtà di tante tipologie anche di imprese che altrimenti oggi non avrebbero avuto questa visibilità. Ed essere donne a volte anche stare anche insieme, aiutarsi, creare un network e poter scambiare diciamo, idee e anche progetti. Ma tra le novità di quest'anno c'è anche lo sport. Sì, quest'anno abbiamo deciso anche di premiare quelle eccellenze dello sport che tra l'altro sono siciliane. Abbiamo
le campionesse mondiali di Jiu-Jitsu, che sono 2 ragazze giovanissime proprio catanesi. Catanesi, quindi magari anche lì di quegli sport ancora considerati minori che non vengono valorizzati e che invece hanno fatto dei sacrifici per arrivare a quei livelli, ed è giusto secondo me dare spazio anche a loro. Leggo qua io, Giada Costa e Alice La Rosa. Ecco, voi lo sapete a memoria, io no. E poi c'è una squadra importante, la squadra femminile. C'è una squadra femminile di canoa polo che ha vinto tra l'altro lo scudetto, e quindi abbiamo il piacere di averle con noi, così come ci sarà anche, saranno presenti una squadra di rugby femminile, tra l'altro nata di recente formazione, e così le regine dell'Etna, coloro che hanno scalato i 2 versanti dell'Etna. Insomma, siamo andati un po' a cercare queste realtà particolari del nostro territorio. Quindi la Sicilia che cresce al femminile è impresa, ma è anche nel suo insieme, anche comprende lo sport, quindi è diciamo una realtà ormai che si è affermata a tutti i livelli, no? Assolutamente sì, lo sport che diventa anche un modo per poter dare visibilità proprio a quello che sono la forza delle donne. Come diceva lei, per esempio, la canoa polo è uno dei esempi. Abbiamo Roberta Catania, che è il capitano, e tutto al femminile, ragazze giovanissimi che ogni giorno si allenano, e per cui c'è sport, impresa e la donna in primo piano. È fantastico, ma uno si domanda, ma la giuria, chi è che le sceglie? Chi è che decide che vincono il premio il presidente. Impresa Donna? La giuria avrà un duro compito quest'anno, intanto chi fa parte della giuria, sia le istituzioni... Ci sono anche uomini o solo donne? Ci sono rigorosamente anche uomini, no, per forza. C'è il nostro presidente di Confcommercio che capitanerà tutto, presenti quindi delle istituzioni e molti imprenditori siciliani e non, quindi abbiamo una giuria abbastanza nazionale. Sarà un duro compito quello di andare proprio a selezionare le caratteristiche di queste imprenditrici, quindi non solo la storia vincente, ma anche come l'imprenditrice ha affrontato il suo percorso, come utilizza appunto l'intelligenza artificiale come strumento adeguato ormai alle nostre tempistiche quotidiane, e quindi una serie di valori. Solo durante la serata si scoprirà chi ha l'X factor dell'imprenditoria, facciamo così. Diciamo così, vabbè. Complimenti, è davvero bellissimo tutto questo. Un'ultima considerazione sull'intelligenza artificiale, di cui parleremo tra l'altro fra pochissimo, perché avremo altri ospiti su questo. A che livello siamo, diciamo, nell'imprenditoria femminile? Allora, molte lo usano in modo, come ho detto prima, intelligente, molte, anche che non sono state poi scelte, c'è ancora necessità di comprendere e formarci, perché è uno strumento sicuramente utile, ma anche nasconde un po' di insidie. Per cui quello che abbiamo infatti visto c'è anche nell'utilizzo, per cui quello anche la formazione è importante. Anche, ho visto anche prima che ci verrà una ragazza a presentare il proprio libro, probabilmente è interessante informarsi ancora di più, creare dei corsi di formazione per l'utilizzo di questo strumento che ormai in tutti gli ambiti viene utilizzato. Tra l'altro presenteremo un video che racconta un po' quella che è la nostra storia di Terziere Donna, realizzato con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da una nostra componente del gruppo, che è Tiziana Lapiana, che è un'artista, tra l'altro una pioniera della pittura digitale, che si è cimentata anche lei, quindi con l'utilizzo ormai dell'intelligenza artificiale ha creato questo video molto molto particolare. Fantastico, l'appuntamento è per mercoledì 10 al Teatro Massimo Bellini di Catania. Però non è solo catanese il premio, ormai è tutta la Sicilia, regionale. Sì. Grazie ancora a Matilde Cifali e a Maria Grazia Pulisi per essere state con noi. Tra poco parleremo esattamente ancora di intelligenza artificiale, ma in questo caso si tratterà di un libro. State con noi, buongiorno Sicilia. Questo è un bel libro. Il tema è intelligenza artificiale, come vi dicevo prima, e l'autrice è con noi, è Daniela Di Mauro, eccola qua, complimenti. Buonasera, buongiorno Michele. Buongiorno a te Daniela.
Questo è educare al tempo dell'intelligenza artificiale, innovare per includere. Ne abbiamo bisogno tutti, secondo me, perché facciamo un gran parlare dell'intelligenza artificiale, ma poi, diciamoci la verità, non è che esattamente abbiamo chiaro di che cosa si tratti. Allora, prefazione di Salvo Noè, che è uno scrittore, uno psicoterapeuta importante. Come è nato questo libro, Daniela? Beh, innanzitutto grazie Michele appunto per la disponibilità appunto a potermi dare l'occasione di parlare di questo testo, che è un progetto a cui tengo moltissimo. Nasce, Michele, da un intreccio di esperienze, la mia vita personale caratterizzata da una grande consapevolezza di quelle che sono le barriere culturali, sensoriali, sociali, linguistiche, e della mia esperienza professionale, poiché, Michele, io sono una formatrice in ambito didattico, in poche parole insegno ai docenti, a chi vive la scuola, educatori, formatori, dirigenti, a utilizzare l'intelligenza artificiale per potenziare la didattica, ma soprattutto è stato per me determinante, Michele, la curiosità che da sempre ho avuto verso l'impatto che queste nuove tecnologie stanno avendo nella nostra vita, perché hanno completamente ridimensionato il nostro modo di vivere. Sì, è giustissimo tutto quello che dici, è interessantissimo, perché poi c'è, diciamoci la verità, attraverso i mezzi di informazione spesso, non noi, ma noi ci autoassolviamo, spesso viene presentata l'intelligenza artificiale nella forma distorta, per cui ti fanno vedere la testa del presidente che gioca e prende a calci l'altro presidente, tutto creato con l'intelligenza artificiale. Mica serve a questo l'intelligenza artificiale, dobbiamo far capire ai giovani e a noi adulti, a chi lavora, quello che hai appena detto, che in realtà l'intelligenza artificiale è uno strumento preziosissimo. Assolutamente, Michele, in ambito didattico può rappresentare una straordinaria leva di equità e di inclusione, poiché equità sappiamo tutti benissimo che non significa dare a ciascuno la stessa cosa, ma quanto piuttosto dare ad ognuno ciò di cui ha bisogno, e questo fa l'intelligenza artificiale, amplia lo spettro dei media a nostra disposizione e ci consente di personalizzare percorsi, di creare materiale aggiornato, di creare un piano educativo fatto apposta sulla base di ogni stile cognitivo, sulla base di ogni individualità, proprio per valorizzare le diversità, Michele. In questo libro, che si chiama Educare al tempo dell'intelligenza artificiale, innovare per includere, ci sono una serie di esempi anche che rendono concreta questo. Ce ne vuoi accennare qualcuno? Assolutamente sì, il libro non è soltanto un testo da leggere, è anche un manuale da usare, infatti unisce gli elementi tipici del racconto narrativo all'immediatezza del manuale pratico. Infatti do una carrellata di indicazioni e di esempi proprio per in maniera concreta utilizzare queste nuove tecnologie, dal semplice vademecum all'utilizzo di ChatGPT, che è il più blasonato, all'utilizzo di Google di Gemini, a Notebook LM, a Gamma App e tanti altri, tutti strumenti utili che, se sapientemente utilizzati, possono veramente diventare un alleato strategico. Due domande su questo. La scuola recepisce questo? Lo sente come un'esigenza oppure è diffidente? Perché lei, tu saprai... Sì, puoi darmi del tu, Michele, perché come ti dicevo prima ti conosco appunto visivamente da tanto tempo. Grazie, ti seguo mille. da quando veramente hai mosso i primi passi in TV, quindi sei uno di famiglia per me. Grazie. Daniela, la scuola è un po' diffidente perché in questo momento addirittura abbiamo il problema dei telefonini, cioè li facciamo aumentare, non li facciamo aumentare, alla fine dice no, non li faccio aumentare perché ovviamente creano disturbo, eccetera. Invece l'intelligenza artificiale è un'altra cosa. Assolutamente sì, però devo dirti, Michele, che appunto nel mio giro di promozione del testo nelle scuole del mio territorio, perché io, come ti dicevo prima, sono una formatrice in ambito didattico, ma ho sempre fatto il mio lavoro in scuole di tutta Italia. Sul mio territorio ho aspettato l'occasione di lanciare il libro per promuovere questa tecnologia, il mio sapere, la mia esperienza anche nella mia città. Però devo dirti che c'è molta reticenza, non sono molte le scuole che mi danno la possibilità né di appunto entrare a parlare di questa argomentazione, né di eventualmente intavolare alcuni percorsi formativi. E come te lo spieghi questo? Perché
Perché c'è molta reticenza, la paura nasce dalla non conoscenza, Michele, e quindi secondo me dovrebbe esserci una maggiore diffusione di quelle che sono appunto le potenzialità di questo strumento per abbattere i limiti della paura. Chiaramente occasioni come quella di oggi possono rappresentare un valido strumento proprio per abbattere questo muro di indifferenza, di reticenza o di preoccupazione, perché è vero quello che hai detto tu, che il telefonino, la tecnologia frammenta l'attenzione, non è ben vista a scuola, tutto verissimo, però se noi pensiamo che in ambito didattico uno strumento come questo può avvicinare le persone, può mettere in comunicazione chi per molto spesso è rimasto indietro, ai margini, vuoi per motivi cognitivi, vuoi per motivi sensoriali, vuoi per motivi caratteriali, Michele, o semplicemente per magari difficoltà del contesto socioculturale da cui si proviene, o a volte anche una semplice timidezza, può rappresentare un ostacolo nella modalità espressiva dei ragazzi oggi all'interno dell'ambito didattico. Quindi è la conferma in questo libro di Daniela Di Mauro e nelle parole dell'autrice che stiamo sentendo che non è come dire, in discussione l'oggetto, è l'uso che se ne fa. Cioè è chiaro che se tu fai l'intelligenza artificiale per non fare il tema e copiartelo e fartelo copiare, o addirittura, non dico per dire, ma insomma provare a scrivere un libro e te lo fai scrivere al posto tuo, no, quello deve essere uno strumento per potenziare le abilità. È chiaro che se noi, Michele, diamo questo strumento in mano a chi non ha una conoscenza in un settore, il risultato è disastroso. Ti racconto una piccola chicca, Michele. Qualche tempo fa, quando è uscita l'intelligenza artificiale, proprio il primo anno, un avvocato newyorkese ha redatto la propria strategia difensiva con ChatGPT. Lui furbamente, secondo lui, non aveva controllato i risultati e quello che è uscito fuori quando ha letto appunto la sua strategia difensiva è stato un disastro, poiché ha citato delle normative che neanche esistevano, proprio perché esistono le cosiddette allucinazioni, Michele, che chiaramente vanno a danneggiare se non hai una competenza di base. Ecco, quindi è di aiuto, di appoggio e non sostitutiva, naturalmente. Daniela, possiamo parlare un minuto di te? Ormai siamo passati. Allora, come si diventa formatrice sui temi dell'intelligenza artificiale? Ancora siamo lì che cerchiamo di capire bene cos'è l'intelligenza artificiale. Nel frattempo c'è qualcuno come te che è diventata formatrice invece. Beh, allora, sicuramente tutto parte da una grande passione per la tecnologia. Io ancora prima appunto dei miei studi che sono iniziati prima in ambito psicopedagogico e poi conclusisi con una laurea in comunicazione, mi sono specializzata nelle nuove tecnologie proprio partendo da una passione. Semplicemente negli anni ho cercato di portarmi avanti in questo settore e appunto in maniera molto inaspettata, un paio di anni fa ho avuto l'opportunità attraverso un'azienda leader nel settore di incominciare a crescere in quest'ambito e quindi incominciare la mia collaborazione all'interno delle scuole di tutto il territorio nazionale e devo dire con grande soddisfazione sia da parte mia che per i docenti che vengono a contatto con me. Forse un insegnante in ascolto dico, ma quando arrivano come faccio a mettermi in contatto? Come so se Daniela Di Mauro avrò la fortuna di averla ospite nella mia scuola? Allora, innanzitutto personalmente io sto intraprendendo un percorso di promozione in tutte le scuole del territorio catanese in maniera individuale, proprio per presentare il libro e far sì che possa essere un gancio per catturare l'interesse di chi vive la scuola e quindi poi produrre percorsi di formazione. Parallelamente possono contattarmi attraverso i miei canali social che sono pubblici ovviamente. Basta appunto partire da LinkedIn, Facebook, Instagram o più semplicemente acquistando il mio libro in tutti gli store digitali e fisici e alla fine del testo ho avuto appunto la possibilità di inserire anche il mio contatto personale tramite mail proprio per avviare eventuali workshop, webinar, seminari e tant'altro, Michele. Perfetto, ci fermiamo qui provvisoriamente, complimenti a Daniela Di Mauro, grazie per essere stata con noi. Grazie a te Michele per la possibilità. Bellissima, educare al tempo dell'intelligenza artificiale, ne abbiamo bisogno. State con noi, proseguiamo con tutt'altro genere di cose. Bene, grazie.
Marco Amato, ci sei? Eccoti qua. Ciao, buon lunedì, buona festa dell'Immacolata. Buona festa dell'Immacolata anche a te, Michele, buongiorno e buon inizio settimana, Sicilia. Dunque, oggi vi racconto di un qualcosa che mi ha molto colpito proprio perché l'argomento precedente mi è parso incredibilmente interessante. Mi ha colpito moltissimo l'affermazione che ha fatto il signor Carlo Verdone rispetto ai disagi dei giovani, che bisogna un po' calarsi dentro i giovani e capire quali sono realmente le loro nevrosi, i loro nuovi disagi, ponendo l'accento sul fatto che non c'è una letteratura antica sulle forme contemporanee di disadattamento o disagio. Ebbene, questa considerazione così acuta e sottile, la poteva fare solo uno che appartiene al segno dello Scorpione. Lo Scorpione è il segno zodiacale nel linguaggio astrologico delle viscere. La capacità di analisi ed escatologica, soprattutto dello Scorpione, è un qualcosa di unico in tutto lo zodiaco, proprio perché riesce a far venire fuori verità intrinseche e a calarsi in un problema in una maniera endemica. Lo Scorpione è il secondo segno zodiacale d'acqua e la sua temibile fama nasce proprio dal fatto che da uno sguardo si capisce subito che entrano dentro il cuore delle dinamiche, delle relazioni e delle problematiche teoriche o pratiche. Mi è piaciuta la temibile fama, mi è piaciuta la temibile fama di noi Scorpioni. La temibile fama, sì, perché nel autocalto, come scrivo sempre, lo Scorpione è sempre tacciato di questa fama di essere terribile, vendicativo, eccetera. No, è semplicemente intenso e viscerale, acuto e arriva dritto al cuore del problema. E chi lo teme sicuramente teme qualche verità. E dunque vi racconto oggi che la Luna è una luna splendida e che passa dopo aver abbracciato Giove, pianeta dell'ambizione, della forza e della grandezza, nello splendido segno del Leone. Quindi oggi c'è un bisogno di chiarezza emotiva. Dunque, per Ariete è una bellissima luna di Trigono che tra l'altro porta all'inizio di una settimana piena di grandi conferme e ambizioni lavorative. Forse arriva una lettera importante, forse un incarico importante. Toro, per voi è una luna di quadratura, per cui una luna che vi consiglia di rallentare un po' e di godervi semplicemente gli affetti. Gemelli, per voi Mercurio è ancora problematicamente in opposizione con Urano, per cui tentate ogni giorno delle strategie diverse. E la strada è proprio questa per voi che siete poliedrici, del resto siete il segno dell'intelligenza, cambiare idea in corso d'opera è sinonimo proprio dell'utilizzo di questa facoltà. Cancro, per voi è una luna stupenda oggi, proprio perché dopo essere stata nei vostri crani passa il Leone e diventa oggettiva, pratica, quindi le visioni si fanno concrete. Leone, una luna oggi che vi mette davanti a voi stessi e che vi procura tra l'altro un sereno confronto pianificatore con gli altri. Vergine, per voi è una luna intuitiva, una luna che riesce a far iniziare questa settimana in una maniera assolutamente saggia, empatica e con una visione di insieme generale che vi sarà utile. Bilancia, luna amica per voi, luna che fa squadra, luna che produce dei risultati ottimi grazie all'armonia e all'unione di tutti. Oggi è una bellissima giornata anche in amore per voi. Scorpione è una luna di quadratura che vi fa vedere le cose da prospettive un po' trasformative, diverse. Forse oggi vi verrà in mente di cambiare qualcosa nelle vostre procedure e applicazioni lavorative. A volte qualche problema tecnico che vi infastidisce proprio a voi che siete così empatici. Sagittario, una giornata oggi con una luna di Trigono che vi rende baldanzosi e un po' anche protagonisti dello zodiaco in questa giornata in cui Luna e Venere saranno amiche e vi porteranno tanta fortuna in amore. Capricorno, per voi è una luna che smette di essere opposta, quindi calmi tutti. Capricorno, ora si rilassano. Acquario, per voi luna d'opposizione, quindi è una luna che vi obbliga necessariamente a confrontare
a chiarire le idee. Voi che non sopportate parlare con le parole ma più con gli sguardi, ma ricordatevi che non si deve essere per forza capaci di leggere la mente per avere a che fare con voi, siete pur sempre umani. Pesci, una giornata oggi che dismette un trigono ma che vi dà un'opportunità sul lavoro, arriva una scelta da fare, scegliete un po' quella giusta anche col consiglio di un amico. Saturno e Nettuno vi obbligano a prendere due strade diverse. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata, buona festa dell'Immacolata a tutti, ciao carissimo Michele, buongiorno Sicilia. Ciao e grazie mille, tanta buona settimana a te. È pronto il nostro Luca Silibezzi per le ultime chicche dai giornali. Allora, velocemente Michele, 3 notizie serissime, cioè nel senso che creano dibattito. L'apertura del Sole 24 Ore, c'è un sondaggio, perché in Italia si sceglie di avere sempre meno figli? C'è un bellissimo studio che mette a confronto l'Italia e gli italiani con i nostri paesi vicini, no? La Francia, eccola qua, la Germania, la Spagna, l'Inghilterra, il Regno Unito. Nel nostro paese, questo lo sappiamo, pesano i costi da affrontare, l'insicurezza del lavoro e i pochi servizi. Ce lo diciamo sempre, però ormai la denatalità è arrivata, è un dato di fatto. Sappiamo che ci sono praticamente in alcune zone d'Italia più pensionati che nuovi nati. Questa è la prima notizia che dovrebbe far riflettere. Seconda notizia. Anche qui un sondaggio, la legge se ne è parlato moltissimo, la legge sul consenso nei rapporti sessuali, se una donna non è d'accordo è violenza, nel rapporto sessuale. E molto dibattito, però 6 donne su 10 ritengono che sia indispensabile, su questo dato bisogna davvero riflettere. E qui ci sono, al di là del colore politico che caratterizza questa misura, il senso è ovviamente tutto orientato sul rispetto alle donne, il gender gap che come sempre è un tema nel nostro paese. E poi una notizia che non è una bella notizia, però in qualche modo ci fa respirare, è proprio il caso di dirlo. L'aria avvelenata, c'è un rapporto di Greenpeace che lancia l'allarme sulle concentrazioni di PFAS, che sono le polveri sottili, no? Nell'ambiente. Quindi in 16 anni sono state rilasciate 3.766 tonnellate di gas. Ma la Sicilia, dove noi ci pregiamo di abitare, non è una delle regioni peggiori d'Italia, perché le regioni peggiori sono quelle colorate in rosso e arancione. Vedete, il nord Italia, ovviamente, anche per la presenza di industrie, di insediamenti industriali, diventa sempre quella più pericolosa. Però si vive bene in Calabria, quindi vedi, è la regione dove si respira meglio. Quindi a 2 passi da noi, se vogliamo respirare aria pulita, attraversiamo lo stretto. Anche noi però, almeno su questo non possiamo lamentarci troppo. Grazie Luca, grazie a tutti voi per essere stati con noi. L'appuntamento è per domani con altri colleghi. Noi invece torneremo alle 13.30 con il TG Sicilia su Antenna Sicilia. Buona giornata e buongiorno Sicilia.